Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Biancavilla, svolta nell'omicidio di Antonio Andolfi, fermato un uomo che avrebbe sparato per contrasti sui pascoli, l'agguato al culmine di una furiosa lite. Bancarotta e autoriciclaggio a Catania, sequestro da 1 milione di euro a un imprenditore con un sistema di scatole cinesi, ha svuotato la società comunicando il fallimento nel 2020. Palermo, maxi rissa nel carcere minorile Malaspina, lo scontro fra gli amici di un presunto omicida e quelli della vittima, ferito un agente penitenziario. Tilt informatico e caos voli, ma all'aeroporto di Palermo si balla. Per allentare i disagi e la tensione dei viaggiatori, Marcello Cirillo coinvolge tutti al ritmo di un'avventura di Battisti, il video virale sui social. Temperature torride e campi aridi, oltre che rubinetti a secco in Sicilia. Agrigento farà i conti con un'ulteriore riduzione del 40% dell'erogazione. Tommaso Paradiso, ex voce di De Giornalisti, entusiasma gli 8.000 presenti alla Villa Bellini di Catania, seconda tappa siciliana a Palermo. Calciomercato, il Palermo punta a 2 giocatori di proprietà del Verona, domani pomeriggio il Catania affronta in amichevole l'Assisi di Gaucci. Quello che vedete è ciò che resta di un minibus che poco più di un'ora fa si è schiantato contro un balcone a un piano rialzato a Santa Venerina nel Catanese. 13 turisti stranieri che tornavano da una escursione sull'Etna sono rimasti feriti e trasferiti negli ospedali della zona. Uno è stato prelevato dal personale di un elicottero del 118. Nessuno di loro, secondo una prima ricostruzione, è in pericolo di vita. E adesso veniamo ai nostri servizi. 20enne ucciso a colpi di pistola a Biancavilla. È stato fermato un giovane all'origine di questo omicidio accaduto proprio ieri sera. Presunti rancori personali, forse legati a questioni di pascolo. Sentiamo Tonino De Mana. Prima una furiosa lite, forse per questioni di pascolo, poi le pistolettate. Un giovane di 20 anni, Antonio Andolfi, è stato ucciso ieri sera intorno alle 21 a Biancavilla, nel Catanese. A sparare è stato un altro giovane che si trova adesso in stato di fermo. Si tratterebbe di un conoscente con cui avrebbe avuto antichi dissapori. L'agguato a colpi d'arma da fuoco si è verificato sul viale Europa a pochi metri dal campo sportivo. Vana la corsa verso l'ospedale Maria Santissima addolorata. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada e sull'ambulanza, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Biancavilla e i colleghi della compagnia di Paternò. Il fermato è indagato per omicidio dalla procura di Catania, che nelle prossime ore potrebbe dare incarico per effettuare l'autopsia sul cadavere di Andolfi. Dalle indagini sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera personale dei due, escludendo però collegamenti con ambienti criminali. A Catania 2 giovani sono stati fermati per la rapina al medico Falcidia che era stato ferito durante le fasi più concitate. L'arma, pensate, era nascosta all'interno dell'isola ecologica di Picanello il Servizio. Il 2 luglio l'assalto e il ferimento con un colpo di pistola. Ora l'arresto di 2 giovani accusati di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi. La polizia di Catania ha chiuso il cerchio sulla rapina ai danni del ginecologo Ernesto Falcidia, gambizzato mentre si recava sul posto di lavoro. E lo scooter che vedete in queste immagini, con a bordo Fulvio Antonio Amante, 21 anni, e Gabriele Tosto, 22 anni, ad affiancare l'auto del medico in via Acque Casse nella zona della Scogliera. L'intento è quello di rapinarlo, così i due in pochi attimi passano all'azione, intimando alla vittima di consegnargli il Rolex da 40.000 euro. La reazione del medico non era forse messa in conto ed allora ecco scattare l'agguato con un colpo di pistola che ferisce Falcidia alla coscia. Le indagini hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del tentato omicidio, comprese quelle preparatorie, che si sono avvalse di numerosi video estrapolati da edifici pubblici e privati, incluso un passaggio al casello autostradale. Determinante è stato il ritrovamento dello scooter utilizzato per la rapina
e di uno smartphone con una chat che faceva riferimento alla rapina compiuta poche ore prima. Altre conferme sono arrivate dai social e da un altro video che ritrae i malviventi all'interno dell'isola ecologica di Picanello, dove probabilmente avevano nascosto l'arma. Amante e Tosto sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. Operazione alla Guardia di Finanza di Catania, sequestrati beni per €1 milione a un imprenditore che con un sistema di scatole cinesi aveva svuotato una società comunicando il dichiarato fallimento nel 2020. Adelaide Barbagallo. Imprenditori che fanno di tutto per aggirare le leggi, perfino quando sono a capo di società sull'orlo del fallimento, per tenersi il denaro e non far trovare nulla ai creditori. L'ultimo caso riguarda la Comunicando SRL di Catania, società di cui era amministratore Michele Boccaccio, raggiunto da una misura cautelare disposta al Tribunale per bancarotta e autoriciclaggio. La società è stata dichiarata fallita nel 2020, ma mentre stava accumulando debiti su debiti, l'imprenditore ha cercato, con un sistema di scatole cinesi e una serie spregiudicata di operazioni economiche, di trasferire su 2 nuove società, The Cloud e Robby, i rami di azienda. A scoprire tutto sono state le indagini della Guardia di Finanza di Catania, che ha documentato come Boccaccio ha di fatto svuotato economicamente l'impresa Comunicando SRL e si sia intestato la maggior parte delle quote azionarie delle 2 nuove società che aveva messo in piedi per poi intestarle a un parente. Una serie di condotte che hanno portato al dissesto l'azienda Comunicando, con un patrimonio netto negativo di oltre 4,5 milioni di euro. Il GIP di Catania ha così sequestrato, su richiesta della Procura etnea, le 2 nuove società, denaro, beni e altre utilità delle imprese dell'indagato per un importo complessivo di quasi €1 milione. E adesso a Palermo, maxi rissa avvenuta nel carcere minorile del Malaspina, proprio nell'ala dove si trova recluso il presunto responsabile di un omicidio avvenuto in discoteca proprio a Palermo. Lo scontro è avvenuto fra gli amici del presunto omicida e quelli della vittima. Ad avere la peggio e finire in ospedale è stato un agente penitenziario. Sentiamo Manlio Viola. Nuova maxi rissa a Palermo, stavolta è successo nel carcere minorile del Malaspina, dunque in ambiente carcerario, dove 2 diversi gruppi di detenuti si sono affrontati fra loro per una vicenda che era cominciata all'esterno. Nello scontro ad avere la peggio sono stati gli agenti penitenziari che tentavano di evitare il peggio. A raccontare lo scontro è Paolo Lacorte, vice segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Tutto ruota intorno alla presenza in carcere di uno dei responsabili dell'omicidio di un ragazzo in una discoteca cittadina, al culmine di una rissa. Ristretto nel carcere minorile ci sarebbe il presunto assassino, nonostante la giovane età. Praticamente si sono create 2 fazioni di palermitani che se ne sono date di santa ragione, gli amici del presunto assassino e gli amici della vittima. Un poliziotto, per cercare di dividere 3 o 4 di loro più esacerbati, ha preso un pugno in faccia e è andato a finire in ospedale, dove gli è stata assegnata una prognosi di 30 giorni. Nel parapiglia alcuni detenuti hanno tentato di approfittare per sottrarre le chiavi delle celle agli agenti, ma senza riuscirci. È stato necessario l'intervento del comandante e del direttore del carcere per riportare in cella tutti i contendenti uno ad uno. Secondo i sindacati di polizia penitenziaria, i detenuti restano impuniti per questo episodio e ciò comporta il ripetersi di aggressioni e risse. La situazione è ancora più esplosiva proprio al Malaspina, e proprio perché si sono formate queste fazioni che rispecchiano quelle che si erano già fronteggiati fuori dal carcere e che avevano portato all'omicidio in discoteca. Occorre dividere i gruppi di detenuti in più istituti per evitare che questi episodi si ripetano ancora. Sapere che c'è ancora gente che paga il pizzo è una notizia che mi rattrista. A parlare è Alice, figlia di Libero Grassi, sicuramente l'emblema dell'antiracket, che è stato ricordato anche nell'ambito di un torneo di tennis. Sentiamo Marco Gullà. Ricordare Libero Grassi con un torneo di tennis e soprattutto rivalutare il parco a lui intitolato, che si trova nella costa sud di Palermo, ad Acqua dei Corsari. Al circolo sportivo Calaia un doppio appuntamento nella memoria di una figura icona della lotta alla mafia e al racket, assassinato appunto da Cosa Nostra il 29 agosto del 1991 perché si era ribellato al ricatto del pizzo e all'omertà. Qui siamo tra lo Sperone e Brancaccio e molti commercianti ancora pagano il pizzo. Per la figlia di Libero Grassi, Alice, un dato assolutamente triste, anche se ci sono ormai tutti gli strumenti per la denuncia. Per quanto riguarda il pagamento del racket, sì, sappiamo che c'è un rincremento
ed è triste, nonostante ci siano gli strumenti oggi per non pagare, cioè oggi puoi scegliere tranquillamente da che parte stare, cioè non è come nel 91 quando mio padre è stato da solo a fare la denuncia, oggi ci sono puoi fare la denuncia tramite le associazioni per cui non sei solo e soprattutto poi ci sono le leggi a favore di chi denuncia, quindi se per caso si subisce un danno all'attività, la legge di risarcimento vittime di mafia ti permette eventualmente di riparare quello che è stato danneggiato. Lo sport e la coesione nel ricordo di Libero Grassi per indirizzare i giovani del quartiere verso strade migliori. Da sempre noi facciamo il torneo alla memoria di Libero Grassi. Libero Grassi parlava di qualità del consenso. Noi cominciamo dal basso, facciamo i tornei di tennis per i nostri ragazzi e siamo la classe dirigente, faremo dei giovani bravissimi che saranno i politici futuri. Speriamo in un futuro migliore commemorando e ricordando il centenario della nascita di Libero Grassi. E dopo il blackout informatico le ripercussioni negli aeroporti sono state davvero tantissime e le conseguenze per i viaggiatori sono state insomma la messa alla prova del sistema nervoso. A scaricare la tensione all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ci ha pensato un noto musicista e personaggio televisivo, Marcello Cirillo, che ha coinvolto tutti in un'avventura. Sentiamo. Dovevamo partire all'1:30, erano le 20, ancora non si sapeva cosa sarebbe stato delle nostre vite. Tra i passeggeri bloccati in aeroporto per il blackout informatico c'era anche Marcello Cirillo. Voli cancellati o in ritardo, nervosismo, ma al Falcone Borsellino di Palermo anche un pizzico di allegria. Io sono rimasto incantato dalle note di un pianoforte che da lì vicino al bar suonava, erano dei ragazzi che stavano improvvisando qualcosa, mi hanno visto, mi hanno coinvolto. E così il musicista calabrese non ci ha pensato due volte, tutti a cantare in un piccolo grande concerto improvvisato, l'avventura di Battisti, un po' come il loro viaggio. Cellulari alla mano e via al tam tam sui social. In aeroporto c'era chi stava partendo per le vacanze, chi per lavoro e chi per sposarsi, come Silvia. A lei una dedica particolare. Ci siamo dimenticati di una situazione veramente tragica e forse abbiamo anche disinnescato un'atmosfera che poteva diventare pericolosa. E adesso veniamo a tutt'altro tema, sempre però parlando di questo blackout, non le note di Cirillo, ma cerchiamo di capire di che cosa si è trattato, un problema a un aggiornamento alla base, dunque del tilt informatico che ha gettato nel caos mezzo mondo. Ci spiega tutto Orazio Longo. Ci vorranno ancora un paio di giorni perché tutto torni alla normalità. Il tilt al sistema informatico Windows, partito da un aggiornamento malfunzionante, ha gettato nel caos la vita quotidiana di tutti in ogni angolo del mondo. Aerei fermi, banche offline, carte di credito improvvisamente mute, ospedali con problemi di connessione. Ma come può un mancato aggiornamento antivirus bloccare mezzo mondo? CrowdStrike, che è un'azienda statunitense che si occupa di sicurezza informatica, ha aggiornato un componente, solo che questo componente non è stato testato adeguatamente e ha generato un errore. Questo era dovuto al fatto che l'aggiornamento era in automatico. Tutti i sistemi operativi Windows che hanno recepito questo aggiornamento sono andati in blocco. Naturalmente gli utenti non potevano prevedere, è stata una cosa inaspettata, la schermata blu ha bloccato tutti. La società CrowdStrike fa sapere che sta lavorando con i tecnici per risolvere definitivamente il problema, ma rimane la sensazione di essere tutti dentro una realtà da film di fantascienza dove i protagonisti sono i computer e noi sempre più comprimari in quella che è diventata una gestione computerizzata della vita di tutti i giorni. Dobbiamo aspettarci problemi di questo tipo anche in futuro, nel prossimo futuro? È difficilissimo, cioè casi come questi sono molto rari. Lo dimostra il fatto che a un certo punto si temeva un attacco informatico, poi fortunatamente non è stato così.
E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del caldo che accentua i mali della Sicilia di questi giorni, la siccità, i rifiuti, le file in autostrada, la penuria d'acqua. In particolare Agrigento dovrà fare i conti con una ulteriore riduzione del 40% dell'erogazione. Fine settimana, tra l'altro, con temperature molto al di sopra della media stagionale. Adelaide Barbagallo. Rubinetti a secco e cittadini esasperati dal caldo e dalla sete, sempre più in ginocchio Agrigento, in piena crisi idrica e con l'acqua razionata. Il Fanaco, il cui impianto rifornisce una quindicina di comuni della provincia, è a secco. I cittadini dovranno fare i conti con un'ulteriore riduzione dell'erogazione del 40%. Caronte intanto non molla la sua morsa, il caldo acuisce tutti i mali dell'isola, fra questi la siccità, le emergenze idriche, rifiuti in strada, le autostrade martoriate da infiniti cantieri. Gli agricoltori sperano nelle piogge, i campi aridi implorano di essere irrigati, ma le reti colabrodo fanno disperdere l'acqua. A Menfi, per un guasto alla condotta, finisce in mare. A Santo Stefano di Camastra, nuovo grido d'allarme di associazioni e ordini professionali alla presenza dell'eurodeputato ai 5 Stelle Giuseppe Antoci, che a Bruxelles ha presentato un'interrogazione per chiedere maggiori risorse economiche, un fondo di solidarietà e un'aliquota IVA ridotta sull'acqua imbottigliata. Un tema che sta mettendo in difficoltà non solo il mondo degli agricoltori per primo, ma è diventata una bomba sociale. Una bomba sociale va discussa con le persone che hanno le competenze e il parlamentare deve portare avanti quelle idee e tramutarle in atti legislativi. Si spera intanto che sia il meteo a dare una mano a cittadini e agricoltori. Si attende con sollievo il vento di maestrale che nei prossimi giorni, dicono gli esperti, mitigherà la calura estiva, rendendola più sopportabile. Ma nel weekend la colonnina di mercurio non sarà clemente. In tutte le città dell'isola si continueranno a sfiorare i 40 gradi. I turisti cercano refrigeri a mare o dissetandosi con granite e bevande ghiacciate. Fine settimana di passione per gli automobilisti in autostrada, file chilometriche prima di raggiungere i caselli e rallentamenti imposti dai tanti restringimenti di carreggiata per i diversi cantieri sulla Catania-Messina come sulla Messina-Palermo. E purtroppo dobbiamo segnalare anche gli incendi, 3 elicotteri e un Canadair dei Vigili del Fuoco in azione a Castellammare del Golfo per spegnere un vasto incendio che ha bruciato 60 ettari di vegetazione che ha lambito anche le abitazioni. Un rogo si è anche sviluppato in un palazzo di via dell'Orsa Maggiore a Palermo, in un'abitazione al 4º piano completamente avvolta dalle fiamme, dove viveva un anziano che è stato salvato dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Canadair ed elicotteri anche tra Vicari e Prizzi, sempre nel Palermitano, sulla strada provinciale 31 per un incendio divampato. Le richieste dalla Sicilia, i mezzi aerei proprio a supporto dei Vigili del Fuoco sono stati in tutto 6 nella giornata di oggi. Tra i tratti del litorale più inquinati indicati da Goletta Verde ce ne sono 2 in provincia di Agrigento. Ecco la situazione alla foce del fiume Naro ed è Davide Sardo che sentiamo. Lo chiamano il fiume nero perché spesso le sue acque diventano torbide. A sud-est di Agrigento vi è la foce del fiume Naro. Come documentano queste immagini, l'acqua è di colore giallastro, torbida, maleodorante prima di tuffarsi al mare che costeggia Cannatello e San Leone. Goletta Verde l'ha inserito nel suo report annuale tra i 10 siti sui 25 punti campionati, risultati con concentrazioni di inquinanti superiori al limite normativo, addirittura più del doppio. La foce è da tempo bersaglio degli scarichi fognari abusivi delle abitazioni circostanti. Inoltre le zone bagnate dal fiume, le campagne di Canicattì, Naro, Camastra e Favara sono ricche di frantoi che in ampia parte scaricano in acque recitamente i residui della molitura delle olive, colorando di nero il fiume. Le forze dell'ordine hanno più volte beccato e denunciato gli imprenditori oleari colpevoli di sversare illegalmente l'acqua di vegetazione tossica e dannosa anche per la fauna marina. In provincia di Agrigento poi c'è anche il fiume Palma, a Palma di Montechiaro. Entrambi i corsi d'acqua sfociano in mare, peraltro in 2 tratti di costa molto pregiati e ne compromettono la salubrità se non la balneabilità, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e ritorneremo con lo spettacolo, prima con la musica di Tommaso Paradiso e poi con la bellezza senza tempo di Sharon Stone a Taormina. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, grande successo ieri alla Villa Bellini a Catania di Tommaso Paradiso nell'ambito di Catania Summer Fest, oltre 8.000 i fan presenti e questa sera sarà per la seconda tappa in Sicilia ai cantieri culturali della Zisa con i brani più famosi del gruppo dei giornalisti di cui era voce solista e alcuni dei brani che l'artista ha inciso dopo lo scioglimento della band. Immancabile in scaletta la sua Non avere paura, che sentiamo un po'. E rientriamo perché parliamo della conclusione del Taormina Film Festival. Dopo 8 giorni di prime mondiali, spettacoli musicali e red carpet, Sharon Stone ha chiuso la 70ª edizione del festival. Una bellezza scintillante, senza tempo, che ha catturato l'attenzione di tutti e che ha poi ricevuto sul palcoscenico del Teatro Antico il prestigioso Cariddi d'Oro. Eva Spampinato. Sharon Stone arriva come una diva sul red carpet del Taormina Film Festival, circondata da un pubblico in estasi, e lo fa con un look spaziale, abito a rete, semi-nude, body nero, orecchini e collana abbinati in una cascata d'oro che richiama il colore dei suoi capelli. L'attrice americana porta una lezione di seduzione sul red carpet dell'ultima serata della 70ª edizione del festival, emblema di una bellezza che non conosce età. È incredibilmente eccitante pensare di aver avuto una vita e che me ne sia rimasta un'altra ancora. Sul palco del Teatro Antico riceve il Cariddi d'Oro, premio alla carriera ricevuto anche da leggende del cinema come Robert De Niro e Sofia Loren. È inimmaginabile, queste persone erano e sono tuttora i miei idoli. Ma ieri è stata anche la giornata dell'anteprima nazionale di Finché notte non ci separi, commedia romantica con Filippo Scicchitano e una delle giovani attrici più apprezzate del momento, Pilar Fogliati. È un film talmente bello e godibile che è difficile dire che è semplicemente una commedia romantica, perché è un po' un film generazionale, un po' una commedia romantica ma tocca dei temi molto profondi, fa ridere, ha delle punte ciniche molto divertenti, c'è Roma, c'ha pure dei momenti onirici. La serata di chiusura si apre con la pièce multimediale L'amore segreto di Ofelia con Chiara Francini. Recitare è già qualcosa che amo e farlo in un posto così magico, così pregno di storia, in un posto come Taormina mi sento veramente benedetta. E poi la splendida voce di Ester Pantano, madrina dell'evento e ambasciatrice di una Sicilia vera e sincera al cinema, che ha sorpreso il pubblico del Teatro Antico. My lonely days are over and my life is like a song. E adesso c'è un'altra pausa, al rientro il calcio tra mercato e amichevoli da giocare e giocate. A tra poco. E veniamo al calciomercato delle squadre siciliane con il Catania che intanto è atteso domani da un test in amichevole contro l'Assisi del suo ex presidente Gaucci. C'è un filo diretto tra Palermo e Verona. Il club rosanero, dopo aver preso Henry, prosegue la trattativa con il difensore Ceccherini e nelle ultime ore ha aggiunto nella lista della spesa il centrocampista australiano di origini bosniache Achin Rustic, che nel 2022 ha vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte. Per la difesa interesse per Guzman Rodriguez, 24 anni, del Peñarol. È un grande Catania quello che Faggiano sta costruendo insieme alla società e al tecnico toscano. Anche l'ultimo acquisto di Gregorio Luperini garantisce qualità ed esperienza ad una squadra pronta all'obiettivo della promozione in B. Il prossimo colpo dovrebbe essere Davide Merola, parti non distanti anche se il Pescara gradisce Curado e vuole monetizzare la cessione, mentre il Catania sfoglia agli abruzzesi la lista degli esuberi, tema quest'ultimo tra le priorità insieme all'arrivo di una prima punta. Dopo l'amichevole contro l'Assisi di Riccardo Gaucci,
12, promosso in prima categoria, seguiranno i test con il Montegranaro, club di eccellenza, sabato 27 luglio e con il Pineto, pari grado del girone B, mercoledì 31, sempre ad Assisi. Ritiro a Zafferana e Tennea dal 23 luglio al 9 agosto per il Messina, trattativa bloccata per la cessione dell'ACR. Il fondo americano vuole il 100%, Sciotto chiede quote di minoranza e poteri sulla parte tecnica, quanto basta per non chiudere l'accordo, e Mausso al Foggia con la clausola rescissoria. Al Trapani piace il terzino destro Manuel Ricciardi, con buone esperienze in terza serie e in uscita dall'Avellino. E veniamo alla notizia, vittoria per 1-0 per il Palermo contro il Monza di Alessandro Nesta nell'amichevole precampionato disputata a Temu in provincia di Brescia. A decidere la partita una rete di Di Francesco all'8° del primo tempo, primo test di livello dunque per tutte e due le squadre. Per i rosanero si è trattato dell'ultima amichevole della prima fase di ritiro. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24, a tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.